Buongiorno a tutti, sono Paolo Proietti, presidente della giuria delle Yoghiadi regionali Veneto, e adesso daremo i risultati di questa gara, la prima gara online che facciamo in Veneto, la prima Yoghiade che facciamo dal 2019. E quindi volevo dare la parola a Filippo Salmaso, presidente di XEN Veneto. Ciao Filippo. Ciao Paolo, grazie. Sì, questa è la prima versione online che facciamo, ma noi abbiamo già iniziato in realtà nel 2019 con la prima versione, quella in presenza, che ha avuto un grande successo nel Veneto. Poi dopo gli anni di Covid purtroppo ci siamo dovuti un po' fermare e adesso ritorniamo con una versione online sperando di poter per la prossima ritornare in presenza, perché comunque era stato un bel successo ancora all'epoca, pur essendo la prima edizione. E quindi vi lascio alle selezioni e vi ringrazio intanto per la presenza. Ma grazie a te anche perché ci sei stato di molto aiuto. Non era facile in questo periodo organizzare un evento del genere. È il primo evento del 2022 che si organizza in Italia. È andata abbastanza bene. C'è una cosa che mi sento di dire da presidente di giuria, è che il 35% dei concorrenti è stato penalizzato o squalificato. Purtroppo va detto, significa che 4 concorrenti su 10 sono stati penalizzati, e questo dipende anche dal fatto che è la prima volta che applichiamo questo regolamento, il regolamento delle Yoghiadi nazionali, e che effettivamente in Veneto eravamo abituati comunque a vederci a fare le gare in presenza, e ci sono state delle difficoltà. Nonostante questo, la qualità secondo me è stata molto alta, e vorrei presentare uno alla volta i giudici. Per esempio Andrea Ferrazzoli, dici qualcosa di te Andrea, e dici cosa ne pensi dei concorrenti. Intanto grazie Paolo, saluto tutti i giudici che con me hanno seguito questo corso di formazione bellissimo organizzato dall'Oxen per diventare giudici qualificati, professionali, seri, e questa giornata, questo tempo di questa mattina ripaga tutto il lavoro che noi abbiamo fatto certosino. Una riflessione su quello che diceva Filippo per presentarmi, perché io ho fatto i primi passi proprio come giurato nelle Yoghiadi 2019 Veneto, delle quali ho un ottimo ricordo, un bellissimo ricordo, tanta gioia e tanta festa. E mi viene da citare un inciso breve che abbiamo coniato per queste Yoghiadi, che è: Yoghiadi anche tu, perché chiamarle competizioni non ci dividerà. Io sono un insegnante di yoga, Xen Coni, sono un insegnante di yoga iscritto nei registri Alliance livello 1 500 plus, e sono un RPIT, sono un insegnante di yoga in gravidanza secondo i canoni modelli standard di Yoga Alliance. Ho conseguito questa qualifica di giudice a seguito di questo corso di formazione che l'Oxen ha organizzato al superamento dell'esame, per cui siamo qui e siamo pronti. Grazie Andrea, e sentiamo Enrica Bertazzo, che se non sbaglio è stata anche concorrente alle Yoghiadi regionali del 2019 e è stata anche una medagliata alle Yoghiadi nazionali. Dico bene Enrica? Sì Paolo, sì. Partecipo diciamo alle Yoghiadi in un modo o nell'altro da quando ci sono, perché ho partecipato appunto come allieva e ora come giudice, quindi sto facendo un po' tutte le tappe di questa manifestazione, e devo dire la cosa che trovo più interessante e stimolante è vedere come cambia e come si evolve nel tempo, perché
Chiaramente la prima edizione, che personalmente ho preferito perché era in presenza e mi piace di più, ma era appunto la prima edizione, quindi poi si è evoluta, e al di là della possibilità di farlo anche online, che comunque è sempre una cosa che può tornare utile, siamo cresciuti insieme sia come giudici che come tipologia e anche regolamento, insomma, e ci saranno ancora altre evoluzioni, ed è bello anche ogni volta vedere cosa si può migliorare tutti insieme. Comunque sì, sono d'accordo con Andrea, la prima edizione che era in presenza era proprio una festa. Purtroppo, diciamo, online un po' quest'area di festa si perde, ma insomma contiamo di ritornare tutti in presenza l'anno prossimo e divertirci un po' di più. Ma il buon umore c'è lo stesso, dai. Sì, Ci siamo certo, divertiti assolutamente. anche a vedere i video. Grazie Enrica. E sentiamo adesso Laura Nalin, anzi Laura Gabriella Nalin. Ciao, anch'io veramente felicissima ancora una volta di far parte di questa avventura bellissima che è iniziata per noi almeno con le prime Yoghiadi in presenza, come abbiamo detto fino adesso, in Veneto. Poi ho avuto anche la fortuna di partecipare alla votazione come giudice alle votazioni del nazionale, e adesso questa nostra edizione online, che è in un certo senso, è vero che non siamo in presenza, però è una ripresa. Per noi è veramente un simbolo dello yoga che non si ferma. E ci tengo a sottolineare che queste gare, che chiamiamo gare, competizioni, e che a volte hanno fatto storcere il naso ad alcune persone, sono importantissime perché noi possiamo un giorno essere riconosciuti come veramente una disciplina vera e propria, con uno statuto particolare. Quindi per me è sempre una gioia poter far parte di questo sviluppo del nostro lavoro, perché è anche un lavoro, oltre ad essere un servizio e una missione. Un saluto a tutti. Bene, grazie Laura. E sentiamo Lina Coppola, che se non sbaglio sarà anche giudice alle prossime Yoghiadi nazionali. Buongiorno Lina. Sei senza audio, Lina. Ok, buongiorno a tutti e salve a tutti, grazie Paolo, e in primis grazie per il lavoro svolto, perché dare le penalità, fare attenzione a quello che è ormai il manuale, ed è molto importante questo manuale che abbiamo applicato per la prima volta, in modo che ci sia sempre più armonia. Stiamo crescendo anche a livello vero e proprio tecnico, per darci delle regole, per darci regole che siano visibili in todo, che non ci siano troppe differenze tra le valutazioni, perché, come dice Laura, che ha partecipato al primissimo evento, era in nascita, era in nuce, quindi tutti i giudici hanno applicato la loro esperienza, la loro sapienza, e piano piano si è andato a formare ciò che ora abbiamo come manuale. Mi allaccio a quello che ha detto Laura Nalin, quello della community. È bellissima questa cosa che attraverso un incontro, sì, chiamiamola competizione, dandogli il significato di crescere assieme. Ecco, questo è quello che io vedo nella Yoghiadi. Nascono nuovi incontri, nascono possibilità di vedersi, interscambiarsi. È già bello a video poter vedere così tanta varietà di persone che partecipano. Termino qui perché sennò rischiamo di fare 2 ore di diretta. Sono Lina Coppola, istruttrice nazionale di ginnastica yoga Zen, livello avanzato, terzo livello, scusate, ho fatto un po' di giri,
E per il resto master prenatale, anch'io come Andrea. Come Andrea ho partecipato al corso di formazione e cerchiamo di applicare tutto ciò che ci ha portato questa magnifica esperienza e cresciamo assieme. Quello che ha detto Laura è molto importante, lavorando esclusivamente con lo yoga, per me è proprio un lavoro a tutto tondo, come credo che per tanti di voi è molto importante il riconoscimento. Ancora c'è troppo poco spot, highlight su questa professionalità. Grazie, grazie Lina. E Paola Compagnone. Anche lei sarà uno dei giudici nazionali delle prossime Yoghiadi, giusto? Esatto, mi sto già iniziando a preparare per le nazionali e anche sarò presidente di giuria delle Yoghiadi interprovinciali Emilia-Romagna, che sono già in corso. Questa è la mia prima esperienza come giudice e quindi ringrazio te Paolo che come nostro presidente hai organizzato tutta insieme all'Oxen Veneto, avete organizzato questo splendido evento di cui siamo molto orgogliosi di farne parte. Quindi ringrazio anche comunque tutti i partecipanti perché si sono messi in prima persona, scelto di mettersi in gara, diciamo, in gioco, in modo anche spiritoso, insomma, si può dire, divertente, non certo quello spirito competitivo che si può pensare negativo, ma anzi con la voglia di crescere, di sperimentare esperienze nuove. E quindi dietro a questo c'è sicuramente tanta pratica e tanto allenamento, quindi anche da parte dei loro insegnanti. Quindi mi sento di ringraziare anche loro. Non dobbiamo mai dimenticarci, si tratta di un gioco. Abbiamo giocato, giochiamo, hanno giocato i concorrenti e comincerei dai terzi classificati. Adesso vedremo il video di Jessica Ugatti, terza classificata degli intermedi adulti. Arriverita Giallo Shirsasana. Benissimo, Andrea, vuoi dire qualcosa su questa performance? Allora, Jessica Ugatti ha una buona fluidità e una buona stabilità. Ho trovato che abbia eseguito una cosa molto stabile, molto in linea con i parametri tecnici. Spezza un pochino il ritmo, ma credo che a livello di stabilità ed equilibrio io sia stato particolarmente propenso a darle forse il più alto voto che ho dato come stabilità ed equilibrio. Buona anche la concentrazione da lavorare sull'audio e la presentazione dell'ASA. No, la presentazione che non c'è, infatti, è stata penalizzata e nonostante questo ha raggiunto la terza posizione. Andiamo avanti? Vediamo i giovani avanzati. Federico Dainese, terzo classificato. Sono Federico Dainese,
Associazione Yoga Citra, comitato di appartenenza Padova, categoria giovani livello avanzati. Presenterò la posizione dello scorpione vs Cikasana. Enrica, a te la parola. Allora, Federico Dainese io direi che ha fatto sicuramente una buona esecuzione, lo vediamo sia nella fluidità che nella concentrazione e anche nella capacità di entrare in modo deciso in un'asana che non è certo delle più semplici. E tra l'altro adesso non ricordo esattamente le tempistiche, ma insomma mi sembra l'abbia tenuto anche per un discreto periodo di tempo che non è da sottovalutare, soprattutto nelle posizioni appunto un po' più intense. Quindi direi che insomma insieme se è arrivato al terzo posto un motivo c'è, insomma se l'è sicuramente guadagnato. Ottimo. Vabbè, procediamo e adesso passiamo agli intermedi adulti. Terza classificata avanzati adulti è invece Elena Mattea Lora. Elena Mattea Lora, Flow ASD, categoria adulti livello avanzato, comitato di appartenenza Padova, posizione dello scorpione Vricikasana. Laura, cosa ne pensi? Allora, Elena Mattea Lora, anche lei ha fatto, secondo me, una performance molto, molto bella. Voglio sottolineare le linee, le sue linee che sono veramente eccezionali, secondo me. Come abbiamo detto, lo scorpione è una posizione che io chiamo sincera, cioè veramente bisogna trovare il giusto equilibrio, e lei l'ha sicuramente trovato, ci ha fatto 2 entrate in Pincha Mayurasana bellissime. Il solo problema è che è rimasto veramente poco nella posizione dello scorpione. Quindi anche questo ha contato naturalmente nella votazione. Comunque, ottima performance. Grazie Laura. Classificati. Un cambio. Facciamo un cambio. Passiamo ai secondi classificati e abbiamo Deborah Nervi, seconda classificata, medaglia d'argento della categoria intermedi adulti. Buongiorno a tutti, sono Deborah Nervi, categoria adulti, livello intermedio. Mi presento per la SD Yoga Citra di Padova, comitato di appartenenza Xen Padova, posizione Parivritta Janu Shirshasana, posizione ruotata della testa sulle ginocchia.
Perfetto. Lina, vuoi commentare? Sì, Deborah Nervi, per quanto posso dire su di lei, ha giocato molto una armonia, diciamo, nei 5 criteri, secondo il mio parere, che adottiamo per la valutazione. Il criterio di una esecuzione tecnica che mi ha convinto un pochino meno, nonostante una buona esecuzione tecnica, mentre quello che mi ha convinto di più nel caso di Deborah è la fluidità e il ritmo, nonostante molto semplice, era a mio parere molto fluida. Ecco, il poco, secondo me a volte, eseguito così come ha fatto Deborah, ha dato quel punteggio in più, quindi ottima esecuzione per questo parametro, secondo la mia valutazione. Semplice, intendi che era semplice la posizione o che lei l'ha fatta in maniera... No, intendo che era riempito nei movimenti, cioè non erano movimenti tanto cioè per fare scena, diciamo tra virgolette, ma si avvertiva che erano pieni nello svolgimento e questo mi ha portato a darle un voto, è il più alto che ho dato in fluidità e ritmo. Comunque ottima prestazione da parte di Deborah, tant'è vero che è un argento. Ah, grazie mille. Vabbè, adesso andiamo ai giovani avanzati. In seconda posizione abbiamo Camila Andrea Laguna. Camila Andrea Beltran Laguna, categoria giovani, livello avanzato, ASD Yoga Citra, Sen Padova, eseguirò Vrishikasana, la posizione dello scorpione. Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Paola, vorrei sapere la tua opinione. Beh, Camila ha dato veramente un'ottima prova, abbiamo potuto apprezzare una grande fluidità nell'ingresso, nella presa della posizione e anche nell'uscita. Quello che mi è piaciuto molto è stata la sua energia positiva, la sua positività nell'eseguire la posizione, insomma molto sorridente, molto tranquilla e infatti comunque è riuscita a prendere la posizione che ricordiamo è una comunque delle più complesse in equilibrio con grande sicurezza. Quella che forse l'ha penalizzata un pochettino, che non l'ha fatta arrivare sul podio, è che in posizione era un pochino meno stabile, però è stata veramente un'ottima esecuzione. Complimenti. Volevo far notare che poi magari chi vuole potrà rivedersi il video anche sul sito YouTube di Ginnastica Yoga Veneto, che nel momento prima di uscire gli occhi vanno in Shambhavi Mudra, naturalmente. Cioè significa che alla fine, secondo me, per quel poco che me ne intendo, che alla fine dell'esecuzione è entrata nello stato di flow, non era una cosa voluta. È molto interessante perché nelle competizioni, anche in questo, comunque c'è sempre un po' di stress, ci potrebbe essere la voglia di esibirsi,
ma riusciamo anche a fare yoga, tra virgolette. Certo, il nostro... siamo sempre yogin, infatti, qualunque cosa noi facciamo. Insomma, dovremmo cercare di portarlo in tutto. Sì, era veramente molto concentrata, molto assorbita. Assorbita. Non bisogna fare yoga, bisogna essere yoga. E adesso andiamo al secondo posto degli avanzati adulti, che è Daniele Mascherin. Daniele Mascherin, ASD Yoga Citra, Comitato Xen di Padova, categoria adulti livello avanzato, eseguirò la posizione dello scorpione, Vrikshikasana. Bene, Andrea, che ne dici dell'ex campione regionale veneto e del campione in carica nazionale? Allora, intanto una battuta, mi riferisco per coloro che stanno guardando, quando il presidente dice per quel poco che me ne intendo, io vorrei specificare che sta scherzando. Sappiatelo che sta scherzando, va bene? E lo sappiamo tutti. Poi mi puoi ripetere la domanda su Daniele Mascherin? Qual è la domanda su Daniele Mascherin? Non c'è una domanda, è un commento. So che siete allora, il stati... commento è questo. Daniele è uno dei voti, è uno dei voti più corposi, potenti, stabili che io abbia dato. Daniele è fluido, per me lo yoga è bellezza, l'ho ripetuto ieri sera a lezione, per me lo yoga è la bellezza e non è una bellezza effimera, è una bellezza dignitosa, di stabilità, di presenza e di armonia. Vedere Daniele è vedere un corpo fluido, un'asana eseguita in maniera ottima, se proprio devo dire qualcosa che mi ha lasciato poco perplesso, perché questo è importante dirlo, perché il criterio della fluidità è criterio di fluidità e ritmo, quindi sono criteri che vanno coniugati. Ecco, forse a metà esecuzione interrompe un pochino il ritmo, però un'ottima cosa. Io ovviamente ho riconosciuto la bellezza in tutta la sua esecuzione. Comunque vediamo delle cose di grande qualità e ci sono anche delle cose che sono emozionanti. Vorrei fare un discorso a parte sullo yoga integrato. Io ho cominciato anni fa, collaboravo con il quinto dipartimento del Comune di Roma e con la Regione Lazio per un progetto che si chiamava Super Diverso, che era una compagnia di performer, di attori, di danzatori, che era composta per un terzo di attori e danzatori con disabilità, anzi diversamente abili, come si diceva all'epoca. E cosa facevo per, diciamo così, addestrare e prepararli? Gli facevo fare yoga. Yoga integrato. Yoga integrato cosa vuol dire? Un diversamente abile non è una persona che è meno di qualcun altro o ha meno possibilità, è diversamente, cioè cosa fa? Prende le posizioni in una maniera diversa e anche inaspettata. Quindi è un'occasione. Questo è un passaggio, un cambio di prospettiva che credo dovremmo avere. Il diversamente abile è un'occasione, perché vedrai il mondo in una maniera sempre completamente diversa dalla maniera consueta.
E quindi sono felice di presentare la campionessa veneta di yoga integrato, Elisa Moscato. E subito dopo faremo vedere anche il video della campionessa veneta dei senior principianti. Allora, una persona che ha una certa età, che decide di cominciare a fare yoga, secondo me è emozionante, è carino, cioè perché lo yoga non è, parliamo di yoghiadi, non è un qualcosa che riguarda giovani atleti con corpi perfetti che si esibiscono davanti alle telecamere o davanti al pubblico. È una cosa che riguarda tutti, è una cosa che può aiutarci a noi perché è un'occasione. E così vorrei che si facesse attenzione a queste due performance, a quelle di Elisa, che a detta della sua maestra è entrata completamente nel flow, e Elisa è una ipovedente. Non so se qualcuno se ne accorgerà. E alla performance di Roberta Rossi, che è praticamente ai primi mesi di yoga. Ciao, sono Elisa Moscato per ASD Yoga Citra, comitato di appartenenza Xen Padova e categoria yoga integrato, livello principiante, eseguirò la posizione del chiavistello, Parigasana. Direi che è interessante. Che ne dite? Un commento velocissimo. Scusa, Linea. Sì, vai Paola. Io ho apprezzato veramente molto perché chiaramente prendere le posizioni, imparare soprattutto le posizioni e la pratica in genere per una persona ipovedente è sicuramente molto più complesso che non per una persona normale che riesce a vedere perfettamente l'insegnante mentre gli mostra anche la posizione. E quindi non ha, poi neanche nell'esecuzione, non ha riferimenti esterni, quindi deve concentrarsi tutto sull'interno. Quindi da un certo punto di vista sviluppa prima il... Scusate, è successo qualcosa qua. Sviluppa prima lo sguardo interno dello yogin. Lina? Quello che io ho visto in questa yogini è proprio il vinyasa in azione, cioè il fatto che ogni piccolo microsecondo è un piccolo asastiti, forse dovuto anche a questa cosa dell'assenza della vista, quindi proprio quello che dicevi tu Paola, una grande risorsa, una grandissima risorsa. Guarda, sono molto commosso. Enrica? Io devo dire che ho la fortuna proprio in questo periodo di fare lezioni private con una ragazza che non vede ed è davvero sorprendente perché a parte riuscire a fare tutto senza nessun problema, tanto che a volte mi chiedo ma davvero non stai vedendo perché è incredibile. Devo dire che è un peccato che non ci siano più persone con disabilità magari di questo tipo che praticano. Secondo me si fanno un po' limitare dall'idea di dire magari è complicato, magari non riesco. In realtà vedo che riescono molto bene e fa anche a loro molto bene. Tra l'altro
questa ragazza ha una passione per le inversioni. Io all'inizio mi sono trovata un attimo a disagio perché pensavo, mio Dio, adesso cosa le faccio fare? E in realtà è più un'idea mia che avevo, era più una difficoltà mia di non riuscire che non sua in realtà. Quindi ben venga questa prova, anzi sarebbe da far vedere molto di più in giro per invogliare le persone a partecipare. Non solo alle yoghiere, allo yoga in generale, insomma, chiaramente. Un solo termine di questa esecuzione che indiscutibile per quanto mi riguarda, potenza. E chiudo qua. Sono perfettamente d'accordo con te. Grazie. E adesso vediamo Roberta Rossi, che come dicevo è una senior principianti. È la prima volta che ce l'abbiamo, i senior principianti, alle Yoghiadi regionali. E, no, devo dire che è stata anche penalizzata, l'ho dovuta penalizzare per i capelli sciolti e era anche al limite per gli abiti, però si vedono comunque le linee del corpo. E, anche questa è una cosa che deve far riflettere. Un senior che comincia a fare yoga, mi ripeto. Roberta Rossi, Seniores Principianti, Associazione Madre Terra, Padova. E dai senior passiamo ai giovani. Vediamo una giovane principiante che è Giada Babuin. Sono Giada Babuin, principiante dell'associazione sportiva dilettantistica Sea Fit and Friends, affiliato XEN. Parigasana, posizione del chiavistello. Beh, devo dire che qui c'è questa cosa che ho notato strana dei due tappetini accoppiati che, essendo scritto nel regolamento nazionale che ciò che non è contemplato viene penalizzato con 5 punti, mi ha portato a penalizzare Giada di 5 punti. Si possono usare due tappetini così, usiamo un tappetino solo. Ad ogni modo, c'è qualcosa da dire, per esempio, sulla stabilità, Enrica, che dici? Ma direi che Giada comunque ha fatto una buona esecuzione anche lei. Sicuramente la posizione è ben mantenuta, è stabile, la tiene anche appunto abbastanza a lungo, direi. Adesso non ho presente i secondi esatti, ma insomma è evidente che riempie bene il suo minuto con questa posizione. E una pratica direi anche resa senza
tanti fronzoli, nel senso forse può sembrare poco fluida, in realtà semplicemente non ha aggiunto tante cose, ha fatto l'essenziale per entrare ed uscire dalla sua posizione, quindi direi che insomma è stata una buona prova. Adesso arriviamo al campione regionale Veneto, categoria adulti, principianti. Sei carina Enrica così. No, scusate, mi devo spostare un attimo perché si è scaricato il tablet. Ecco, perfetto. Allora, arriviamo adesso alla campionessa regionale principianti adulti, Anna Greguol. Anna Greguol, ASD Liberamente, XEN Veneto, principiante adulti, pari Gasana, posizione del chiavistello. Adesso passo la parola a Laura per un commento veloce, a parte il bambino fantastico. Sì, ma infatti volevo far notare questa cosa, no? Come è vero che l'online ha dei limiti, però c'è anche questa cosa molto umana di entrare nelle case, nelle vite un po' delle persone, quindi per Anna si sente questo bimbo, sicuramente è una neomamma e sta facendo yoga ed è già bellissimo di per sé. Allora, nella sua categoria bisogna dire che era da sola e che comunque ha fatto, secondo me, una gara pulita, senza molti fronzoli, come diceva anche Enrica, cioè è entrata nella sua posizione, ha avuto un voto molto alto appunto del fatto del mantenimento della posizione. Tecnicamente io le ho dato un voto abbastanza basso perché c'è quella posizione della gamba estesa lateralmente in appoggio sul tallone con il piede elevato, che fa sì, secondo me, che ci possano essere dei problemi all'articolazione del ginocchio, scarica tutto il peso nel ginocchio e anche un pochino all'anca. Chiaramente è una persona giovane, non ha problemi per il momento, però queste sono cose abbastanza importanti. Quindi l'allineamento era buono della gamba, bastava soltanto stendere il piede in modo da scaricare il peso. Comunque sia, come ho detto, pulita, ha fatto la sua gara bene, essenziale, ed è rimasta un bel po' di tempo con la stabilità e con la concentrazione, nonostante ci fosse lì il bimbo. Brava. Passiamo adesso ai giovani intermedi, prima classificata, scusate, Arianna Zarantonella. Zarantonella Arianna, categoria giovani, livello intermedio, laboratorio yoga ASDC, comitato di Padova, Parivritta Janu Shirshasana, posizione ruotata della testa sulle ginocchia. Namaste.
Bene Lina, che dici, a parte i capelli, che anche Arianna ha ricevuto una penalizzazione? Sì, ecco, per quanto riguarda la Arianna, la parte dell'esecuzione tecnica, pur premettendo che è un'ottima esecuzione, stiamo andando proprio nel fine sottile, non mi ha convinto per qualche decimo proprio l'esecuzione tecnica. Mi allaccio a quello che ha detto Laura riguardo alla Anna Greguol. Faccio presente che per le Yogiadi nazionali, come per tutte le Yogiadi, c'è un manuale a cui fare riferimento. Quindi, essendoci tanti stili di yoga, è molto importante per lo Jin Yojin che si presenta fare riferimento a quelle indicazioni tecniche. Questo un piccolo inciso. Pertanto l'esecuzione del tempo di mantenimento della posa, sicuramente il voto per me è più alto perché è matematica, non si sfugge. Ottima esecuzione. Cioè, ne approfitto una piccola pausa per ricordare, una pausa nei video, per ricordare come sono avvenute le votazioni. Cioè, ci sono 5 criteri che ce li puoi ricordare, Paola? Allora, come criteri, il primo che viene considerato è l'esecuzione tecnica, quindi la posa in sé con, come diceva Lina, facendo riferimento al manuale illustrativo delle Yogiadi. Un altro criterio è la fluidità e il ritmo, quindi come si entra e si esce dalla posizione, soprattutto. Il mantenimento che viene considerato il tempo in cui viene mantenuta la posizione stessa, e abbiamo inoltre la stabilità, quindi se la posizione viene mantenuta con fermezza, oppure se ci sono delle incertezze, delle vibrazioni, diciamo, nel mantenimento. E come ultimo criterio abbiamo la respirazione e la concentrazione. Quindi la concentrazione è fondamentale, come ogni altro criterio chiaramente, però è quello che forse come elemento distintivo che caratterizza le prove come queste di yoga, insomma, di asana. Sì, come con concentrazione e respirazione intendiamo anche quella cosa ineffabile che chiamiamo presenza. Comunque ci sono degli yogin che arrivano e ti lasciano un qualcosa di più. E a parte il mantenimento posa, che è una cosa matematica, stai tot secondi e ricevi una determinata valutazione. Per le altre abbiamo agito in questa maniera, ognuno dei 5 giudici ha dato una valutazione, abbiamo scartato il voto più alto e il voto più basso e abbiamo semplicemente fatto la media, in maniera tale che per ogni concorrente alla fine avevamo un voto da 5 a 10 per ogni criterio. La valutazione finale che troverete sul sito di Ginnastica Yoga Xen deriva dalla somma di queste medie per ogni criterio. Ma andiamo adesso agli intermedi adulti con la vincitrice e quindi campionessa regionale Alessia Marzana. Alessia Marzana, partecipo per l'associazione Yoga Citra Padova, facente parte del comitato Xen, categoria adulti, livello intermedio. Eseguirò la posizione di Parivritta Janu Shirsasana.
Bene, Paola, che ne dici? Beh, direi che ha soddisfatto ampiamente tutti i criteri con la sua esecuzione, è stata veramente molto brava. Quello che ho apprezzato in modo particolare è stata l'esecuzione tecnica, perché presentava veramente un allineamento perfetto, con un'ottima apertura sia dal punto di vista sia del bacino che del torace, quindi anche una bella rotazione, è stata un'ottima prova. Infatti devo dire che lei e le due concorrenti che vedremo adesso sono quelle che hanno ricevuto più voti, cioè il voto più elevato in assoluto. E andiamo ai giovani avanzati, ci rivediamo un bello scorpione, con Angelica Foroni. Sono Angelica Foroni, categoria giovani livello avanzato, comitato di appartenenza XEN Padova. Eseguirò la posizione dello scorpione Vrishchikasana. Ok, Andrea, che ne dici dell'esibizione? Che lei è vice campionessa italiana, eh? Allora, devo dire che di lei mi ha colpito una cosa più di tutte. Intanto io ho dato la valutazione più alta di tutti riguardo il criterio della stabilità dell'equilibrio. Cioè, Angelica entra in posa e sembra la foto di un manuale. E il criterio della stabilità e dell'equilibrio veramente mi ha particolarmente colpito in questa esibizione, perché lei entra, esce con sinuosità dall'asana, la esegue e sta ferma. C'è questo allineamento di braccia, che dire, è ottimo su tutta la linea. Io ho rivisto le valutazioni e questa apparente semplicità anche nella presentazione, che non è, come dire, non dipende dal tono di voce, non dipende, c'è proprio la presenza di questa ragazza che arriva, esegue, si immerge e si stacca. Quindi per me è stato ottimo su tutta la linea dei criteri. Vediamo ora Francesca Dall'Olio, che ha ricevuto il più alto punteggio tra queste tre campionesse che abbiamo presentato per ultime. Buongiorno a tutti, sono Francesca Dall'Olio, mi presento per la categoria adulti, livello avanzato, ASD Yoga Citra Padova, comitato d'appartenenza XEN Padova, posizione Vrishchikasana, posizione dello scorpione.
Paola, che ne dici? Beh, direi spettacolare, oltre ad avere veramente molta padronanza di sé, si vede nell'ingresso, nel mantenimento della posizione e nell'uscita. Sicuramente yoga. Diciamo, tra virgolette, se l'è meritata la medaglia d'oro. Beh, mi sembra che a livello di qualità quest'anno siamo andati molto bene. Che ne dici, Laura? Ti faccio posto. Indubbiamente, siamo andati benissimo e vorrei sempre ringraziare tantissimo queste persone che si sono hanno preso del loro tempo, della loro energia per partecipare alle Yogiadi e poi anche dire che il nostro corpo è il nostro laboratorio, quindi grazie a quello che possiamo praticare tutti i giorni sui nostri tappetini, nelle nostre case, nelle palestre, in qualsiasi posto, è sempre un'occasione per conoscersi meglio e conoscere meglio il mondo che ci sta attorno. Quindi questa è, secondo me, la cosa fondamentale e direi che si è visto durante queste Yogiadi, nonostante tutto, nonostante il mezzo, nonostante l'online, eccetera, si è vista questa vera partecipazione di dentro a fuori e di fuori a dentro, cioè questa vera presenza di tutti. Direi che è la caratteristica principale di questo avvenimento, di questo evento. Sono d'accordo. Paolo, devi spostarti perché come prima Laura non si sente niente. Va bene, allora che dire? Ringraziamo innanzitutto il presidente del Comitato Veneto, XEN, Filippo Salmaso. Un saluto da parte tua. Sì, grazie a tutti. È stato, io non sono un tecnico, ma è stato davvero interessante vedere le esibizioni dei vari partecipanti e bravi a tutti, insomma. Grazie, ma grazie a te, perché ci hai sostenuto moltissimo. Andrea Ferrazzoli? Eccolo! Eccomi qua. Allora, ce l'abbiamo fatta e nonostante le avversità non è stato sempre facile, ci abbiamo creduto con tenacia. Per cui seguiteci e Yogiadi anche tu, perché chiamarle competizioni non ci dividerà. Grazie. Grazie a te. Enrica? Io sono veramente grata di questa esperienza, abbiamo visto delle bellissime performance, se si possono chiamare così, abbiamo visto del bellissimo yoga, forse è meglio. E devo dire che è anche molto bello far parte di questo gruppo perché anche essere giudici vuol dire comunque confrontarsi, sostenersi e valutare anche alcune cose, alcuni aspetti che si presentano di volta in volta insieme, quindi c'è sempre un grande supporto ed è molto bello. Grazie. Lina, dai. Allora, bello essere entrate nelle case, in primis quella del presidente, una delle giudici, delle giudicesse, ci sarà una forma femminile? Giudicia. Quindi essere entrate nella vostra casa, anzi colgo l'occasione per ringraziare veramente il gran lavoro che avete fatto, la XEN regionale, Filippo, Paolo, che ci avete coordinato, è il lavoro di gruppo che abbiamo svolto tra noi giudici, anche questo è un altro, diciamo, elemento delle Yogiadi. Poi entrate nelle case, aver visto tante persone che sembra un video, no, ma tanto si rifà, ma cosa vuoi che sia, si rifà. Ho partecipato in primis alle Yogiadi del 2020 e vi dico, non è tanto poi si rifà, perché comunque, come ha detto Paolo, c'è sempre un pochino del mi metto lì e entro davanti a tante persone in un flow.
Quindi grazie, le Yogiadi non si fermano, vi ricordo che a giugno avremo la possibilità di rivedere tanto bello yoga e condividere. Lo yoga non si ferma. Grazie. Paola? Bene, anch'io ringrazio tutti i partecipanti che appunto si sono messi in gioco, quindi anche le loro associazioni che li hanno sostenuti, li hanno promossi e quindi tutti i giudici, miei colleghi che mi hanno aiutato in questo splendido lavoro, poi soprattutto il presidente di giuria Paolo Proietti, grazie che ci ha, bene, hai fatto tantissimo lavoro e ci hai guidato in questo difficilissimo compito, e anche ovviamente lo XEN Veneto, che ha organizzato tutto, ed è stata appunto una bellissima esperienza, e anche io vi aspetto per i nazionali e per tutte le edizioni delle Yogiadi che ci saranno. Non vedo l'ora di vedere nuovi video. Bene, grazie ancora a tutti voi, grazie a Filippo, e aggiungerei nei ringraziamenti anche Francesca e Luciana, che sono preziosissime collaboratrici di Filippo. Un saluto e un ringraziamento a Nunzio Lopizzo, presidente e responsabile nazionale di ginnastica yoga, e al presidente XEN Francesco Proietti, che ci ha molto sostenuto nel periodo della pandemia. Grazie a tutti, buona giornata, e lo yoga non si ferma. Ciao.